Cari amiche ed amici, benvenuti da Mimmo Vita ad Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura sulla difesa delle colture agricole. E vediamo le notizie in evidenza, cominciando dalla patata. Crescenti problemi sono causati da elateridi. È stato costituito un tavolo per trovare soluzioni a livello ministeriale che potrà sfruttare i lavori decennali sull'argomento svolti da Veneto Agricoltura. Radicchio, considerando che il minimo termico della coltura torna ai meno 4-5 gradi a seconda della tipologia e della fase di maturazione del radicchio, è necessario proteggere gli impianti con tessuto non tessuto, viste le basse temperature del periodo. Difesa integrata. È tempo di dare attuazione al principio della difesa integrata, che impone di verificare i risultati delle scelte fatte finora in azienda per la difesa delle colture. Quindi è accaduto quanto previsto con i monitoraggi? Le soluzioni hanno funzionato? Quali interventi alternativi sono più efficaci e sostenibili? Le risposte saranno utili per migliorare nel 2022. E a questo proposito, carissimi, questa è l'ultima puntata di questa prima serie, quindi da me Mimmo Vita e dalla redazione a tutti voi i migliori auguri per un 2022 pieno di soddisfazioni. Ed ora l'approfondimento che ci parlerà della regina dei ghiacci, la Verza. A tutti buon anno, arrivederci. La Verza, piantaforte, ortaggio resistente, regina dei ghiacci, un prodotto che nel terreno sabbioso degli orti di Chioggia cresce gloriosa, per parafrasare la denominazione di una varietà coltivata. La Verza sta bene con il ghiaccio, anche perché con le malattie che possono venire lei sta più sana col freddo. Quindi il freddo, il ghiaccio è uno dei... Non fa paura alla Verza, non gli fa paura proprio. È il suo clima perfetto, i ghiacci alla mattina, ha più paura del caldo, la Verza. Quindi tutto sommato la Verza è un prodotto che permette di non fare grossi trattamenti per la difesa da eventuali attacchi. No, infatti nelle Verze noi usiamo solo rame, perché non ci sono altri fungicidi che possono venire utilizzati per malattie. Viene usato solo rame e basta. Comunque però è una pianta anche forte che difficilmente si ammala la Verza. Ha solo paura se fa dei eccessi d'acqua e basta. Quanto il terreno sabbioso caratteristico di questa area facilita la coltivazione della Verza? Sì, perché adesso noi qua siamo su un'area che abbiamo un medio impasto, quindi è ideale per la Verza, perché la Verza ama la terra un po' più scura, più forte, quindi è il suo ideale per la Verza, viene benissimo qua. È un prodotto che andrebbe incentivato tra i consumatori. Sì, perché la Verza è tanto un prodotto che ha bisogno di pochi trattamenti, quindi pochi fungicidi, e in più la smetti anche presto di trattare la Verza, quindi fa tempo proprio, la raccogli adesso, proprio non ha nessun residuo, niente, è bella sana e ha anche bisogno di pochi insetticidi. Ed è ricca di proprietà. Sì, ha molte proprietà perché comunque è una cultura che ha foglia verde e quindi libera molte proprietà, in cucina si adatta a qualsiasi cosa.